di emozione c'è anche da parte mia. Voglio ricordarvi che Yellow 4.0 è organizzato dall'associazione Salve Comunicazione, guidata dalla presidente Sonia Manente, che è l'ideatrice e il cuore pulsante di questa manifestazione. Ma ricordiamo che accanto a questa importante realtà ci sono anche altre associazioni, l'associazione Endometriosi del Friuli Venezia Giulia e l'associazione Picnic Tart. E allora noi siamo accolti nella splendida location di Piazza Capitolo ad Aquileia, un luogo magico e ricco di storia e cultura che davvero lascia senza fiato per la sua bellezza. E noi ringraziamo coloro che ci hanno ospitato qui stasera e quindi l'amministrazione comunale, partendo dal sindaco Emanuele Zorino, che accogliamo con un applauso. Abbiamo poi anche, buonasera signor sindaco. Abbiamo poi anche, buonasera, l'assessore Giuditta Tarlao, anche lei la accogliamo con un applauso. E poi vogliamo qui con noi anche il cuore pulsante di questa manifestazione, la nostra Sonia Manente. Vieni Sonia, grazie a lei e grazie anche all'amministrazione comunale, si è potuto realizzare questo bel evento. E allora signor sindaco, grazie Sonia, un applauso per te, eccoti qui con noi. Aquileia è un punto di riferimento per l'intera regione grazie alla sua storia, alla sua cultura e, come dicevamo, alla sua indiscutibile bellezza. Questa che stiamo vivendo è un'estate ricca di eventi, manifestazioni e direi anche di successi per Aquileia, con una grande partecipazione di pubblico regionale non solo, a dimostrazione delle grandi potenzialità di questa città. Come sta procedendo la stagione estiva? Beh, intanto buonasera a tutti e benvenuti nella piazza della nostra regione, quella che rappresenta simbolicamente tutta la nostra eredità culturale. E questo è anche uno dei temi del perché il successo di Aquileia quest'estate, che in realtà non è solo di quest'anno, noi abbiamo continuato a lavorare indefessamente anche nei periodi più difficili, quelli della pandemia, progettando la ripartenza. E questo è stato una delle motivazioni del perché questa stagione è stata una stagione straordinaria. Numeri incredibili, ma soprattutto un pubblico nuovo che ci ha riscoperto in quel brutto periodo in cui eravamo chiusi anche all'interno dei nostri confini nazionali. Quindi tanti italiani che solitamente in Friuli Venezia Giulia poco venivano e che invece nei 2 anni in cui non si poteva andare tanto in giro per l'Europa sono venuti qua. E qua si sono trovati bene. E sono trovati bene come si trovavano in realtà nell'antichità, perché abbiamo testimonianze all'interno del nostro museo archeologico che dicono questo. Tantissime iscrizioni raccontano di stranieri che arrivati appunto sulle terre di Aquileia decidevano poi di passare qui la vita. Ma perché abbiamo tutto? Abbiamo la storia, la cultura, la bellezza, quella che è la nostra eredità culturale, ma abbiamo anche uno stupendo paesaggio, uno stupendo, siamo vicino alla laguna, siamo vicino a Grado, abbiamo veramente tantissime cose da offrire. Su questo abbiamo costruito un progetto basato anche su quello che ci ha insegnato questo periodo, che è quello di affascinarsi alla bassa densità, perché questo è un valore, è un lusso che abbiamo e lo dobbiamo chiaramente in un certo modo valorizzare, e questo ha funzionato e sta funzionando molto bene. Questo festival che chiude questo agosto, in realtà settembre è pieno di altre iniziative, quindi ne vedrete, ci sono le giornate europee del patrimonio, a ottobre abbiamo ancora cose, quindi non finiamo mai, perché pensiamo che per costruire una città della cultura non servano soltanto quelle che sono appunto le cose che ci hanno lasciato i nostri antenati, ma serve anche a rendere la città viva. Questa è una novità per Aquileia, ma sta funzionando, quindi direi che siamo soddisfatti. E stasera c'è spazio appunto all'interno di questo festival diciamo dedicato alle nuove generazioni, perché quest'anno è l'anno europeo della gioventù, proclamato appunto dal Consiglio d'Europa. È la serata dedicata anche ai progetti di, diciamo, non solidarietà, perché non è solo solidarietà, qua è azione per combattere quelli che sono i problemi quotidiani. E quindi grazie a Sonia Manente, in questo frangente, stasera riusciremo a capire qualcosa di più di problemi che magari non si sospettano colpire veramente tantissime persone.
E farlo così, in maniera pop, è una cosa che va fatta, perché bisogna iniziare a parlare, non bisogna nascondersi dietro dei veli. E fare in questa maniera sicuramente arriverà, tutti questa sera andremo via con una coscienza arricchita, e questo è fondamentale. Grazie, grazie al sindaco, grazie anche al nostro assessore Giuditta Tarlao, grazie a Sonia Manente con la quale parleremo più approfonditamente più tardi, quindi vi congedo, grazie mille di essere stati con noi, continuerete a essere qui con noi durante il corso della serata. Possiamo fare anche un applauso all'amministrazione comunale, ecco che abbiamo anche delle rose come dono per voi. Abbiamo un altro ospite importante che vorrei che salisse sul palco qui con me. Parliamo di Dusi Marcolin, che è presidente della Commissione regionale Pari Opportunità. Accogliamo anche lei con un applauso. Lasciamole il tempo appunto di poter salire le scale pian piano, con calma perché noi l'aspettiamo e facciamo un doppio applauso alla nostra gentilissima ospite. Grazie di essere qui con noi. So che lei ci vuole fare un suo saluto, quindi le lascio il microfono. Grazie. Sì, una cosa veloce perché è doveroso portare il saluto della Commissione regionale Pari Opportunità. Prima l'assessore Zilli ha parlato delle cose che questa meravigliosa regione sta facendo anche dal punto di vista del sostegno alle donne nel mondo appunto del lavoro, del sociale e tanto altro. Io sollevo solo una piccola riflessione su quanto è importante quello che voi questa sera state facendo, perché il messaggio che tramite questo tipo di iniziative viene trasmesso ai giovani e ai meno giovani è importantissimo, è fondamentale. In un momento in cui purtroppo leggiamo e sentiamo ogni giorno di quanto accade anche dal punto di vista proprio dei femminicidi, delle violenze e di quanto succede anche vicino a casa, perché il più delle volte ricordiamo che c'è tanta violenza che è sommersa ed è quello che noi dobbiamo far emergere, e appunto attraverso queste manifestazioni, e io per questo sono qui a ringraziarvi veramente di cuore, ringrazio l'amministrazione, ringrazio Sonia Manente e tutti coloro che collaboreranno, la Regione in primis, che aiuta anche finanziariamente e supporta questo genere di iniziative. Per cui il messaggio che deve essere di vicinanza alle persone che soffrono, perché molte volte essere donne magari sofferenti, se ci fosse Catina magari mi troverebbe anche uno sketch sulla mia difficoltà, ma è vero, passate veramente parola, state vicino, guardate la gente, cercate di capire, facciamo emergere quella che è purtroppo una piaga che anche tante volte è sommersa e magari riguarda il vicino di casa, perché quando emerge di solito è sempre troppo tardi. Questo è importantissimo che passi proprio come messaggio. Per cui grazie a voi e buona continuazione. Grazie. Grazie alla nostra carissima ospite Dusi Marcolin, presidente della Commissione regionale Pari Opportunità. Ma abbiamo ancora degli importanti ospiti da presentarvi. Diamo il benvenuto all'assessore regionale Barbara Zilli e ai due consiglieri regionali Franco Mattiussi e Maddalena Spagnolo. Accogliamoli con un applauso. Grazie anche a loro di essere qui con noi. Ecco che vedo arrivare la nostra assessore Barbara Zilli e i consiglieri regionali. Grazie naturalmente al nostro assessore. Ecco che arriva la nostra bellissime donne, tra l'altro, oltre ad essere molto brave. Manca l'assessore Franco Mattiussi, non so se sia qui con noi. No, Franco Mattiussi posso? Mi ha chiesto di giustificarlo, ha avuto un imprevisto, si è dovuto allontanare, quindi nessun problema. Allora, assessore, questo è un evento. Abbiamo forse qualche altro? Consigliere Budai. Consigliere Budai, venga qui con noi. Non sapevo della sua presenza, è un piacere. Venga qui sul palco. Sì, ci vuole anche la presenza maschile. Benvenuto. E allora abbiamo questa possibilità di parlare di argomenti davvero molto importanti, assessore, argomenti dedicati ai giovani, ma non solo, naturalmente, argomenti importanti per il sociale. Qual è il suo pensiero? Ma io sono soddisfatta per questa serata, l'ho detto in apertura con il saluto introduttivo prima, perché credo che il collante che c'è in ogni nostra comunità emerge con queste serate come questa. Ne sono convinta perché credo che
tutti gli sforzi che facciamo come amministrazioni pubbliche per cercare di sensibilizzare in ordine a problematiche, a situazioni e valorizzare le grandi potenzialità che i giovani, le donne e tutti i componenti della nostra società hanno un senso solo se questo messaggio passa. E l'idea di poter fare serate come questa nella cornice meravigliosa di Aquileia credo che siano un ottimo messaggio che può essere divulgato ulteriormente, quindi significa che le iniziative possono continuare ad attecchire parlando l'uno con l'altro, e questo è il collante vero di una comunità, il saper stare insieme davanti alle difficoltà, alle occasioni anche di spensieratezza come una serata d'estate, ma affrontare temi che sono fondamentali per tutti noi, perché possono coinvolgere tutti noi. Grazie Assessore. E allora passiamo la parola anche ai consiglieri regionali, quindi a Maddalena Spagnolo e anche al nostro Assessore. Prego, prima le donne, volentieri. Grazie, è veramente un grande onore. Prima è stato portato il saluto della Giunta regionale, allora noi consiglieri regionali portiamo quello del Consiglio regionale. L'assessore ha descritto prima le leggi, no? Che con il Consiglio abbiamo provato su questi temi che sono particolarmente importanti e che necessitano di essere sostenuti e affrontati come vengono affrontati questa sera qui. È una serata particolarmente bella e soprattutto significativa, perché ci consente di affrontare delle tematiche così importanti e impegnative anche con dei toni anche diciamo leggeri, ma leggeri nel senso buono, nel senso che si possono apprezzare veramente fino in fondo in tutti gli aspetti, e soprattutto apprezzando quello che le donne sono in grado di fare. Infatti avremo modo di ascoltare delle donne eccezionali, ecco, e tutto questo è stato possibile grazie, guarda caso, ad una donna, e quindi un ringraziamento ancora a Sonia Manente. Un applauso, perché se lo merita. E grazie per tutto quello che fa, e anche naturalmente per questa sera, insieme al ringraziamento a tutte le altre partecipanti e a tutti, e un buon proseguimento di serata. Grazie. Grazie, passiamo dunque la parola al nostro consigliere. Grazie, buonasera a tutti. Ringrazio Sonia ovviamente dell'invito, Sonia che conosco, ho una conoscenza ultradecennale ormai con la nostra Sonia, e fa parte del mio retaggio di giovane, quasi giovane ormai, quasi giovane assessore comunale che si è trovato a dover affrontare una giunta maschile, perché una volta c'erano solo giunte maschili, che ha creato l'assessorato alle pari opportunità. E allora da lì sono partito, la mia conoscenza con Sonia parte da allora, e devo dire che in questi ultimi anni, parecchi anni, c'è stato un forte cambiamento di mentalità, proprio anche dovuto a questo tipo di attività, a questo tipo di sensibilità, perché parlare di certi argomenti anche fino a pochi anni fa era un po' difficile, e ovviamente argomenti trattati e soprattutto questo modo di trattare gli argomenti hanno creato una sensibilità, hanno portato una sensibilità maggiore, e quindi continuiamo a ringraziare tutto questo lavoro e tutto questo impegno che viene da parte di vostra e da parte ovviamente della nostra Sonia. Grazie a tutti. Grazie mille a voi, e quindi io ringrazio l'assessore regionale Barbara Zilli, i nostri consiglieri regionali, a voi un piccolo dono, un piccolo omaggio per questa serata.